Nona contro decima in classifica, si tengono per mano a quota 29, i 3 punti in palio significherebbero un passo e mezzo verso la salvezza evitando i play-out. Buonasera amici di Fanner dal Circolo Sportivo Garbaglia, la 26esima giornata di Serie A, Lega Calcio 8, si affrontano Zio Mauro Maccarese San Giovannella e COD 272. C'è un regalo per te dopo. Dai amico. Portiere. Cap. Dai Cap. Inizia adesso la 26esima giornata di Serie A. Primo possesso è per i ragazzi con la maglia verde a strisce verticali bianche, i padroni di casa dello Zio Mauro Maccarese San Giovannella, che a quota 29 punti si trovano in decima posizione, mentre gli avversari con lo stesso punteggio attaccano da sinistra verso destra con la divisa completamente nera. All'andata finì 5-2 per gli ospiti. Questa sera abbiamo due squadre, soprattutto i padroni di casa, che hanno completamente rivoluzionato la rosa. Primo fallo commesso dal COD 272. Pezzo si incarica della battuta, siamo all'altezza della mediana del centrocampo al secondo minuto di gara. Un uomo in barriera, si tratta di Mannozzi per Granati, conclusione che si infrange proprio sul corpo del numero 13 con la maglia nera, Edoardo Mannozzi. Prova adesso a girarsi, la conclusione con il destro, si distende Granati e manda in calcio d'angolo subito, un'ottima occasione per Marchetti. Corner dalla sinistra, pallone teso sul primo palo, esce bene la retroguardia del COD, poi il direttore di gara interrompe il gioco, colpo al volto per il numero 8 Fagioli, che quest'anno con la maglia del COD 272 ha siglato ben 22 reti. Può scodellare il pallone il direttore di gara dopo che si è interrotto il gioco. Mannozzi restituisce sportivamente il pallone allo Zio Mauro, precisamente tra le mani dell'estremo difensore Vadalà. La rosa. Pezzo allarga sulla destra, viene incontro a prendersi la sfera Magionami, che poi perde il contatto con il pallone, rinviene Graniero. Siamo sempre all'altezza della mediana del centrocampo, sfila il pallone per Vetta, rimane lì la sfera per il numero 7, ancora Marco Graniero, ha provato la conclusione, c'è stata la deviazione, quindi sarà corner, il secondo della gara per lo Zio Mauro Maccarese quando siamo giunti al quarto minuto di gara. Battuto sul primo palo corto, non intercetta bene il pallone Vetta, può ripartire il COD sull'out di sinistra. C'è il recupero di Zorzi, poi Marchetti allontana la sfera. Mannozzi. Ancora il COD, prova a spingere sull'out di sinistra. Primo intervento di Vadalà, corner anche per il COD 272. Mannozzi si incarica della battuta del calcio d'angolo, battuto corto.
Ancora Mannozzi sulla linea di fondo, conquista il secondo angolo consecutivo, ancora il numero 13. Pallone. Quarto miglior marcatore della formazione ospite con 4 reti a suo carico. Ancora Mannozzi dalla bandierina, questa volta corto sul primo palo. Locatelli. Il capitano La Rosa prova a servire ancora Mannozzi sulla corsia di sinistra, c'è l'intervento di Zorzin, rimessa laterale, ancora Cod con la palla tra i piedi, gli viene strappata adesso, Marchetti. Federico Marchetti, che è il miglior marcatore invece dello zio Mauro Maccarese, con 9 gol a suo carico, la maggior parte delle reti sono avvenute da calcio piazzato. Mannozzi prova la conclusione dalla distanza notevole, il pallone si perde alto sul fondo dopo la sponda di Paradiso, scusate, di Borsci. Prova adesso Vetta ad andarsene con un tunnel, il pallone è rimpallato, rimessa laterale, si incarica della battuta, destro con le mani. Forse c'è una spinta, infatti c'è l'intervento del direttore di gara, la posizione invitante sarà dunque calcio di punizione conquistato da Marco Graniero. Sul pallone Magionami con il sinistro, Oppezzo con il destro, si stacca adesso Magionami, 3 uomini in barriera per Granati. Destro con il sinistro e Pezzo con il destro, vediamo chi va alla conclusione in porta, siamo da zona invitante, parte con il sinistro, si infrange ancora sul corpo di Mannozzi. Possesso del pallone ancora tra i piedi di Zorzi, che alza la testa, mette la sfera al centro, al limite dell'area deve girarsi un giocatore dello zio Mauro, toccato, non c'è fallo per il direttore di gara, si può proseguire. E poi Graniero a commettere il fallo ai danni di Fagioli, miglior marcatore del COD, che rimane dolorante a terra. Questa sera è con 8 giocatori contati la formazione di Pugliese. Ha sparato per ammonizione. Va bene, Totò. Mentre c'è stata anche l'ammonizione per il numero 17, Antonio Vetta. Si rialza in questo momento dolorante Fagioli con la maglia numero 8. Locatelli. Traversona a cercare le torri, stacco di testa, il pallone si infila a rete, vantaggio del COD 2-7-2 al 9° minuto di gara, vantaggio degli ospiti, gol di Borsci. Va bene Mirko, va bene Mirko. Partita che inizia in salita dunque per lo zio Mauro Maccarese, che proviene da 2 pesanti sconfitte contro il Coettini Staibano Gomme nella ultima giornata di questa Serie A di Lega, e mentre la penultima lo zio Mauro fu sconfitto per 4-1 contro la Golbet, che giovedì si giocherà il secondo posto al Circolo Stella Azzurra contro il Checco dello Scapicollo, sicuramente uno dei match più attesi di questa 26esima giornata di Serie A. Prova a fare a sportellate ancora il numero 17, il pallone esce e termina fuori dal terreno di gara.
Sempre Destro si incarica della battuta con le mani, cercare il compagno e viene anticipato ancora da Borsci, che serve Mannozzi al centrocampo, scarica sull'out di sinistra dove arriva Fagioli puntuale, doppio passo del numero 8, scarica dietro per Locatelli. Cambio di gioco di Locatelli sulla fascia di destra da Stolfo, il pallone è uscito interamente dal terreno di gara, quindi si può riprendere con lo zio Mauro Maccarese in possesso della sfera. 10° minuto di gara, 1-0 è il risultato qui al Circolo Garbaglia, decide per il momento la rete di Borsci, inzuccata di testa del numero 9 che ha portato in vantaggio i suoi. Adesso ancora sulla sinistra, Fagioli, centrale per Mannozzi che si porta la sfera sul sinistro, calcia, c'è stata una deviazione, si lamentano i giocatori in maglia nera di un tocco di mano, comunque il pallone è tra i piedi di Vetta, poi prova Magionami a far passare la sfera che non passa. Mannozzi, ancora Mannozzi, va con il mancino Mannozzi, con i piedi, va da là in calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto nuovamente corto, prova addirittura la conclusione da posizione impossibile Fagioli. Ancora va da là in calcio d'angolo. Corner battuto direttamente su Vadalà che si fa ancora trovare pronto. Mannozzi sulla sfera, provato a cercare il compagno, Locatelli che si trova al limite dell'area, il pallone resta lì per il COD, sempre tra i piedi di Borsci, poi da Stolfo la conclusione, salvataggio di testa provvidenziale della difesa dello zio Mauro Maccarese. Sarà ancora corner, il quarto della gara per la formazione che conduce per 1-0 qui al Circolo Garbaglia. Questa volta si incarica Fagioli della battuta del calcio d'angolo sulla destra, mentre a sinistra andava Mannozzi con il piede preferito, pallone che non passa, poi prova la conclusione al volo Locatelli che non va. Ripartenza, Magiomi prova a servire Vetta sulla corsa, il pallone è troppo lungo per il numero 17 che non riesce a raggiungere con la sua corsa la sfera, dunque sarà rimessa dal fondo per Granati. Trattenuto per la maglietta Marco Graniero nei pressi della linea laterale, si lamentano della munizione i ragazzi dello zio Mauro Maccarese, non è così per il direttore di gara. Battuto il calcio di punizione, si infrange ancora nuovamente sul corpo di Mannozzi, sarà corner, sempre sulla battuta Marco Graniero, corner sulla corsia di destra, battuto forte e teso al centro, dopo un rimpallo riesce a spazzare via Locatelli, direttamente nella zona di Vadalà che va veloce a cercare Pezzo. Ancora Pezzo, scambia con il compagno Zorzi che addomestica il pallone sulla corsia di destra, pressato da Mannozzi, deve andare centralmente dove viene a prendersi la sfera Marchetti. Destro. Zorzi. Scodella il pallone a cercare Vetta che fa buona sponda, poi arriva sul pallone Graniero che con il sinistro calcia al lato della porta difesa da Granati. Sta provando subito a riaddrizzare l'incontro lo zio Mauro Maccarese. Mannozzi si libera dell'avversario, poi scarica benissimo a destra dove raccoglie il pallone Rinaldi. Prova a servire l'autore del gol che si fa anticipare questa volta, viene incontro a prendersi il pallone Vetta che viene atterrato. Pezzo sulla sinistra, ancora per Vetta che si è subito rialzato, ancora il numero 17 prova a saltare il diretto avversario Rinaldi, sarà rimessa laterale, ancora battuta da La Rosa che andrà direttamente nell'area di rigore, infatti è così, pallone allontanato di testa da Mannozzi, poi Locatelli lo calcia via definitivamente. Borsci aspetta la sovrapposizione di Mannozzi, preferisce andare centralmente da Locatelli che alza la parabola.
Stop, ripeto, Borshi, conclusione deviata da Magionami, sarà dunque corner sulla bandierina del lato destro del campo. Questa volta è Mannozzi ad andare al tiro dalla bandierina sul lato di destra. Si aspetta solo il fischio del direttore di gara. Dentro c'è il solito Borshi. Va Mannozzi proprio a cercare Borshi. Marchetti. Lancio lungo. Prova ancora Vetta ad arrivare sulla sfera. Non riesce ancora il numero 17. Locatelli. Con calma allarga per il capitano. Prova il Code a rendersi pericoloso con Fagioli sempre sull'out di destra. Rientra sul suo piede preferito. Calcia. Capisce tutto Marchetti. Va bene, 8. Zorzi alla rimessa con le mani. Graniero. Sulla linea di fondo ancora Graniero. Rimpalla la sfera sul corpo del capitano. La Rosa mette il pallone al centro. C'è stato un salvataggio provvidenziale del capitano con la maglia nera. Ancora corner per lo zio Mauro. Deviazione di testa. Stava per spingere il pallone nella propria rete Locatelli. Il pallone ha accarezzato il palo. È uscito di circa mezzo metro alla sinistra di Granati. Battuto il calcio d'angolo. Deve spazzare via il pallone il Code, che poi riparte in contropiede con Fagioli. Atterrato Fagioli. Sarà calcio d'angolo. Fallo e ammonizione anche per Zorzi, la seconda ammonizione per lo zio Mauro Maccarese. La Rosa, Locatelli. Salta un avversario, prova la conclusione con l'esterno destro, si spegne sul fondo e non di poco. Raccoglie il pallone, va da là, Zorzi. Veloce. Pezzo, sulla sinistra adesso la sfera, dopo un batti e ribatti il pallone è tra i piedi di Mannozzi. Aspetta Fagioli che sale puntuale sulla sinistra. La conclusione va da là. Salva il risultato al 18° minuto di gara. Ancora Mannozzi dal calcio d'angolo. Deviazione di testa di un ragazzo con la maglia verde, quindi rimane in attacco il Code 272 sull'out di destra. Scambiano i due compagni, cross che arriva di Rinaldi, ancora rimpallato ma ancora rimessa laterale. Viene incontro Borshi che gira di sinistro, poi Locatelli prova la conclusione a giro di destro. Si era coordinato bene il numero 6 ma il pallone non c'entra lo specchio. Destro, alza la testa, va a servire ancora Antonio Vetta a centrocampo, subisce l'ennesimo fallo Vetta. All'8 non è Marchetti, l'8. No, l'8 è Ottaviani. Allora si sono sbagliati. Marchetti è squalificato. Parte con il destro dalla distanza notevole. Locatelli, Mannozzi. Fa sfilare il pallone Fagioli e chiude il triangolo con Borshi. Ancora Fagioli, ingresso in area di rigore. Sinistro potentissimo e 2-0 Code 272. 23° gol del miglior marcatore degli ospiti.
2-0 COD al 21esimo minuto di gara. Prima Borsci e adesso Fagioli. Pallone al centro, arriva sui piedi di destro, conclusione di destro, sotto le gambe di Granati. Lo zio Mauro riapre subito l'incontro. Dopo 30 secondi dal gol di Fagioli arriva la risposta di destro con il sinistro sotto le gambe del portiere. È 2-1. Locatelli allarga sulla sinistra per Fagioli. Riapre tutto lo zio Mauro, quindi quando mancano 5 minuti al termine della prima frazione di gara serviva questo gol prima del cambio campo, soprattutto psicologicamente per i ragazzi di Marchetti. Adesso Borsci, Mannozzi, fuori per Locatelli, sbaglia l'appoggio con il petto, il pallone non filtra per Vetta, dietro per Granati che ha qualche difficoltà a rinviare il pallone, preferisce metterlo in rimessa laterale con le mani lungo. Il pallone conquistato da Vetta che poi non continua l'azione. Borsci mette giù di testa, strappato il pallone, pezzo va direttamente da Vadalà. Zorzi pressato da Mannozzi che devia il pallone in out. Fagioli recupera il pallone dopo alcune proteste per gamba tesa. Protestavano i ragazzi di Marchetti, il presidente dello zio Mauro Maccarese. Locatelli a spazio, prova la conclusione con il destro che si infila precisa nell'angolino. 3-1 con 2-7-2 al 23esimo minuto di gara. Zorzi ancora Zorzi pressato da Mannozzi, va direttamente da Pezzo, riceve il pallone l'autore del gol per lo zio Mauro Maccarese che va ancora dietro da Pezzo, alza la testa, pallone che rimane in campo, prova la conclusione con il destro Ottaviani, il pallone termina non di poco, di circa 1 metro fuori dallo specchio della porta, difeso da Granati. A sportellate Borsci, alla meglio in questa occasione Pezzo, il pallone sfila per Vadalà, adesso destro mette bene giù il pallone, ancora a destro, serve sulla sua corsia Ottaviani. 24esimo minuto di gara, le due squadre si trovano a 29 punti in classifica, mentre l'Alitalia a 23. Destro, Murato, palla sui piedi di destro che salta 2 uomini, prova il tiro di sinistro di punta. Poteva sicuramente fare meglio in questa occasione l'autore del primo gol e dell'unico gol dello zio Mauro Maccarese San Giovannella. Granati con le mani a cercare Fagioli, salta di testa con Zorzi, rimangono doloranti tutti e due i giocatori, soprattutto Fagioli che rimane a terra toccandosi la testa, ma si rialza subito in questo momento il numero 8. Albe, va benissimo, va benissimo. Numero 8 è rimasto a terra Fagioli, mentre con la maglia numero 8 per lo zio Mauro questa sera gioca Ottaviani, squalificato Federico Marchetti. C'è stato qualche problema con le liste
primo momento di gara. Granati, cercare Borsci, anticipo di destro, il pallone sfila, può andare la Rosa con le mani. Cambio di gioco di Rinaldi fuori misura, non può raggiungerlo né Fagioli né Mannozzi. Scoccato in questo momento il 25esimo minuto di gara, qui al Circolo Garbaglia il COD conduce per 3-1 sullo zio Mauro Maccarese. Adesso Mannozzi prova il pallone filtrante a cercare ancora Borsci, non si intendono i due. Destro, Pezzo, Zorzi, Alberto! taglio di destro sulla sinistra, riceve il pallone, poi prova la sciabolata verso il secondo palo. C'è stata la chiusura del COD 272, mentre il direttore di gara annuncia adesso che saranno 2 i minuti da recuperare in questo primo tempo. Si gira Borsci, prova la percussione, poi scarica per Mannozzi che tiene vivo il pallone, dentro per Fagioli che arriva puntuale come un orologio svizzero e sigla il gol del 4-1, doppietta personale del miglior marcatore del COD 272 che sigla in questo momento la 24esima rete stagionale personale. Conclusione direttamente da metà campo di Vetta, che poi supera con un tunnel Borsci. Ancora un minuto di gara da giocare in questa prima frazione di gara. Destro sulla sinistra a campo per correre e puntare il diretto avversario. Si trascina il pallone fuori dalla linea del terreno di gara. Borsci scippa il pallone, ancora Borsci, deve uscire Valala, ottimo intervento dell'estremo difensore anche con i piedi fuori dalla sua area di rigore, uno dei migliori sicuramente in questo primo tempo. Poi Locatelli non pensa due volte al tiro, prova di nuovo la conclusione Mannozzi con il petto, anticipa tutti, prova a saltare destro, si allunga troppo la sfera. Da affrettare i tempi lo zio Mauro Maccarese che attacca sull'out di destra, viene incontro il solito Vetta a prendersi la sfera e conquista la rimessa laterale. Graniero con il tacco per Vetta che prova la girata. Locatelli cambia gioco benissimo su un Fagioli che mette giù il pallone con il petto. Ancora Fagioli, fuori per Locatelli. Temporeggia e allarga sulla sinistra. Stanno per scadere i primi 27 minuti di gara. Ancora COD in possesso del pallone nei pressi della linea laterale. Si chiude sul risultato di 4-1 la prima frazione di gara. COD scucchiaia in mezzo, ancora Fagioli in area di rigore, Fagioli con il destro, tripletta personale del numero 8 in apertura di secondo tempo, cambia il risultato ancora al Circolo Garbaglia, COD 5, zio Mauro Maccarese 1. Mannozzi, conclusione con il destro, rimpallata da Pezzo, rimane a terra.
Locatelli, pressato, si gira, serve il proprio capitano. La Rosa alza il pallone a cercare Borsci. Troppo lungo questa volta il suggerimento del numero 6 in cabina di regia. Pezzo. Zorzi. Ancora Pezzo. Centralmente Ottaviani. Esce Fagioli, passa il pallone, in secondo momento recuperato dalla Rosa. Poi centralmente Borsci atterrato, il numero 5, il fallo è però in favore del COD 272. Locatelli con il destro, 4 uomini in barriera per Vadalà, il pallone salvato sulla linea, poi la Rosa, non pensa due volte alla conclusione, Vadalà con i pugni, poi ancora Vadalà, 2 interventi strepitosi dell'estremo difensore. Rimessa laterale, Borsci si gira, fuori per Locatelli che alza il pallone, Fagioli arriva e con il destro questa volta spara alto. La posizione piuttosto difficile, ha provato la conclusione con il destro l'autore della tripletta in questo incontro. Poi Mannozzi recupera il pallone su Ottaviani, non si chiude il triangolo, ancora Mannozzi, rimane a terra un giocatore. Sportivamente la Rosa mette il pallone in rimessa laterale. È rimasto a terra Ottaviani. Rimessa laterale, si restituisce sportivamente il pallone a Granati che va con le mani a cercare ancora Borsci, intervento con la spalla di Magionami, poi Pezzo pressato, deve mettere il pallone in rimessa laterale, ottimo pressing qui doppio sia da parte di Borsci che da parte di Mannozzi. Rimessa laterale affilata a Rinaldi sull'out di destra, Mannozzi viene incontro, ancora a Rinaldi, Locatelli allarga sulla sinistra per la Rosa, a spazio la Rosa, si accentra, poi scarica la sfera per Mannozzi, Locatelli, Rinaldi, si chiude il triangolo con la Rosa, poi c'è la copertura di Pezzo che con il fisico impedisce che l'attaccante arrivi sulla sfera. Vadalà, Zorzi, ancora Vadalà con qualche problema, con questa volta il rinvio. Di Meo mette il pallone in rimessa laterale, Mannozzi. Sei con i piedi dentro il campo. Controfallo, palla quindi per lo zio Mauro Maccarese, prova a girarsi Di Meo, Fagioli, sulla destra Locatelli, il pallone è troppo lungo, Magionami, conclusione con il destro rimpallata, ancora possesso del pallone per lo zio Mauro Maccarese, toccato duro al limite dell'area, finisce a terra Marco Graniero, calcio di punizione e ammonizione per la Rosa.
Parte con il destro Graniero, il pallone si infrange sulla schiena di La Rosa, rimessa laterale. Allontana poi definitivamente la Rosa, Borsci sull'out di destra, prova a portarsi avanti il pallone con la coscia, si perde sul fondo dopo la pressione di Di Meo. Zorzi sulla sinistra, ancora Zorzi servito, prova a puntare Fagioli, converge verso il centro del campo. Zorzi, salta Mannozzi, Vetta, prova a scambiare con Graniero, esce La Rosa, toccato duro, calcio di punizione. Ok, può giocare. Battuto Borsci di petto, Mannozzi, conclusione con il destro, in diagonale, rinvio dal fondo, vada là. Anticipato Di Meo, Fagioli fa scorrere la sfera, sarà dunque rimessa laterale, si avvicina Mannozzi, preferiscono andare da La Rosa, poi Fagioli direttamente sul corpo di Di Meo, ancora Fagioli rinviene sul pallone in copertura, Mannozzi predica calma tra i suoi, poi appoggio sbagliato con il destro di Magionami. Calcio di punizione, è finito a terra Antonio Vetta. Due uomini in barriera per Granati, conclusione che colpisce ancora la schiena di Edoardo Mannozzi, pallone quindi che termina in corner vicino alla bandierina Graniero, andrà lui con il destro nell'area di rigore, sale pezzo sul secondo palo, il traversone è corto, Fagioli in contropiede, il Cod, ancora con Fagioli che salta di netto Zorzi, ancora Fagioli con i piedi, vada là, ha impedito al numero 8 di segnare il quarto gol. Messa laterale, Borsci viene incontro, Di Meo sulla sinistra per Magionami che sbaglia il controllo, conclusione con il destro che era un cross, non riesce però Borsci a metterci la testa, quindi vada là. Zorzi, Magionami con il tacco, serve Di Meo che vince il rimpallo, ancora Di Meo, toccato duro al limite dell'area di rigore, cade a terra Magionami, non c'è nessuna segnalazione da parte del direttore di gara. Zorzi va con le mani da Vetta che non riesce però a tenere la sfera all'interno del terreno di gara. 10° minuto di gioco, risultato di 5-1 qui al circolo Garbaglia, conduce il Cod 2-7-2, si porterebbe con i 3 punti a quota 32 in graduatoria. Mannozzi sulla sfera, Fagioli, ancora Mannozzi, Locatelli, Mannozzi direttamente da Granati, Borsci fa sportellate, forse ha subito una spinta, il direttore di gara però non fischia, quindi pallone per lo zio Mauro. Di Meo, conclusione con il destro violentissima, larga.
Buona sponda di Borsci. Poi sull'out di destra Rinaldi perde il pallone. Spinto Vetta. Fallo commesso da Rinaldi ai danni del numero 17. Vetta sul pallone, è uno schema, riparte però il COD in contropiede. Sulla destra Locatelli, conclusione in diagonale che si spegne ancora nell'angolino. Secondo gol di Locatelli e 6-1 COD. Fuori gioco, cazzo! Fuori gioco netto! Zorzi larga sulla sinistra per destro, rientra, poi va ancora sul sinistro, conclusione deviata, non riesce Magionami a spingerla in rete, la mette soltanto in mezzo, poi Fagioli con un gran numero, se ne va sull'out di destra, toccato, prosegue l'azione, mette il pallone al centro per Borsci che ha da solo, Tapin vincente, 7-1, grandissima percussione sulla corsia sinistra del migliore in campo. Pallone al centro e Borsci sigla la sua doppietta personale. Mannozzi. Locatelli cambia tutto nella zona di Fagioli che sbaglia il controllo, uno dei rari controlli sbagliati dal numero 8. Poi Zorzi prova adesso a girarsi il numero 10 Magionami, il pallone si perde sul fondo, comunque partita che dal punto di vista del risultato è ormai chiusa, conduce per 7-1 il COD. Esce palla al piede Locatelli, Mannozzi in sovrapposizione, si va invece a destra da Rinaldi, ancora Rinaldi con la suola, pressato, si porta il pallone sul destro, Mannozzi per vie centrali, prova a servire Fagioli sulla corsia di sinistra, non aveva continuato la corsa però il numero 8. Zorzi conquista la rimessa laterale. Magionami strappa però il pallone. La Rosa, ottima partita anche la sua in fase difensiva. Difesa del COD che in questa stagione ha subito 75 reti, 76 con quella di stasera, mentre 68 erano i gol segnati più 7 in questo momento, sono 75 le reti del COD 272, che è sicuramente uno dei migliori attacchi di questo torneo. Sulla destra Zorzi prova la conclusione con il destro, da dimenticare il tiro del numero 16, si è perso alto dietro la porta di Granati. Mannozzi
attaccato, porta a spasso gli avversari, ancora Mannozzi sulla sinistra per Fagioli, non si intendono i due. Magionami. Zio Mauro in possesso della sfera, mancano 10 minuti al termine della gara. Pezzo. Ancora Pezzo, non trova spazi, regala il pallone a Locatelli. Mannozzi a centrocampo. Rinaldi manda Fagioli in diagonale con un lancio lungo anticipato dall'intervento di Pezzo, che spedisce il pallone in out. La Rosa. D'Astolfo. Fagioli di testa, passa il pallone per Borsci, poi vada là. Facile questa volta per il portiere dello zio Mauro Maccarese. Locatelli. Conclusione di Locatelli, una bomba in calcio d'angolo, vada là. Mannozzi forte e teso in mezzo, Di Meo. Esce palla al piede. Si perde il pallone Magionami, poi da solo Borsci spara addosso a Vadalà che con il tacco della gamba destra impedisce che il pallone entri in rete, poi Mannozzi. Toccato Mannozzi. A sinistra Ottaviani, percussione centrale, allontana il pallone D'Astolfo. Mannozzi lo recupera, poi Borsci non mette il piede. Anticipo di La Rosa. Sul pallone secondo il direttore di gara, Mannozzi. Sulla destra. Scodellato il pallone per Fagioli che mette giù il pallone puntuale. Doppio passo, scarico fuori per Mannozzi, raddoppiato. Locatelli con il sinistro va questa volta. Non ha gli stessi risultati. Betta. Pezzo. Betta viene a prendersi il pallone dietro la linea di centrocampo. Sbaglia però il suggerimento in verticale. La Rosa, Locatelli, Mannozzi. Sbaglia la misura del lancio. Pallone regalato a Vadalà. Poi Mannozzi interviene sul pallone, si gira con il tacco. Fagioli, serve ancora Mannozzi che lotta con Zorzi. Scusate, con Magionami sulla corsia di sinistra. Il pallone termina al lato, Pezzo lo raccoglie e lo dà a Zorzi che si incarica della battuta. Incontro graniero, molti errori da parte dello zio Mauro Maccarese. Fagioli di petto, Borsci per Mannozzi. Sul pallone calcia Rinaldi. Betta. Rinaldi torna ancora in copertura, prova a superare Mannozzi, ci riesce, finisce giù. Conquista dunque il fallo. Pallone filtra di petto, poi di testa La Rosa per Granati con calma olimpica. Qui sono intesi a meraviglia il difensore e il portiere del COD. Pezzo, Zorzi. Mette il pallone al centro che passa per Vetta. Si gira su se stesso. Ancora Vetta, raddoppiato da Fagioli, prova il numero su Mannozzi che poi lo tocca duro. Calcio di punizione ancora subito da Vetta.
ammonito per protesta Edoardo Mannozzi. Quarto della gara, 2 per parte. Due uomini in barriera per Granati. Andrà Zorzi con il destro, può cercare di mettere il pallone centralmente potente per trovare la deviazione di qualche compagno. Parte Zorzi invece fuori per Vetta che spara altissimo, il pallone esce dalla recinzione. Fagioli giù di petto, La Rosa, Locatelli, Granati, il rinvio lungo, c'è solo Mannozzi, di testa colpisce la sfera e si accontenta invece destro della rimessa con le mani. Locatelli, D'Astolfo, La Rosa prova a servire di prima sulla sinistra Fagioli, il pallone è stato intercettato. Rimessa di La Rosa, lascia sfilare bene Locatelli. Pallone a cercare il taglio in profondità di Fagioli, il pallone però si spegne sul fondo, quindi Zorzi prova il suggerimento in verticale, Fagioli recupera la sfera, ancora dietro per La Rosa. Locatelli con la suola cerca Mannozzi in mezzo alle linee, poi Ottaviani se ne va sulla corsia di destra, il pallone è uscito, lo accompagna D'Astolfo. Di tacco Locatelli, ancora Locatelli, esce destro, poi Ottaviani in verticale per Vetta, anticipato ancora da D'Astolfo. Rinaldi messo giù, calcio di punizione. Triplice fischio del direttore di gara, si chiude 7-1 l'incontro in favore del COD 272 che vince sia oggi che all'andata contro lo zio Mauro Maccarese e si porta in classifica a 32 lunghezze. Ce l'hai?
Sì, sì, arrivo. La fa lui, Nico. Ok. Sto un po' impegnato, ecco, ho finito. Eccoci. Arrivo, eh. Vai tranquillo. Eccoci. Eccoci. Vola sempre basso. Sì, sì. Ottima prestazione di tutta la squadra, soprattutto il reparto offensivo, anche se eravate diciamo in numero contato questa sera. Comunque era diciamo un match ball per allontanarsi definitivamente dalla zona play-out. Ma è tutto l'anno che comunque siamo contati e siamo sempre giocatori differenti. A differenza delle altre partite, stasera abbiamo giocato da squadra, siamo stati uniti e compatti dal primo fino all'ultimo minuto e questa può fare la differenza per arrivare in zona salvezza. Riguardo al prossimo incontro invece diciamo che se giocate tutte le partite come oggi a questo punto potete lottare anche per qualcosa di più. Adesso ormai è troppo piange sul latte versato, ormai è inutile, quindi noi dobbiamo affrontare ogni partita che viene come l'abbiamo affrontata quella di questa sera e siamo tranquilli che possiamo toglierci qualche soddisfazione in più rispetto a quelle che ce ne siamo tolti finora. Okay. Il migliore in campo secondo te? Io direi la squadra oggi il migliore in campo, però c'è sempre quell'Edoardo Fagioli che quando prende palla e decide di fare qualcosa di buono la fa. Peccato che qualche volta decide di fare qualcosa di non buono e lì si prende la stregliata, però se l'è cavata stasera, dai, il migliore in campo. E rispetto alla partita d'andata cosa è cambiato questa sera? Diciamo che la partita d'andata sicuramente era stata un po' più tirata di questa sera. Ma secondo me la mentalità è cambiata la mentalità perché questa sera nonostante siamo 8 contati però ci avviciniamo comunque alla squadra migliore, quindi abbiamo preso consapevolezza di noi stessi e ce la siamo giocata visto il risultato. Grazie mille. Di niente. In bocca al lupo. Nato. Presidente, eccomi. Aspetta, L'aspetto in campo che viene meglio. no, pure qua fuori. Ah, come vuole, allora prendo la roba.